Con Vincenzo Pappalardo, Nivarata, parliamo di uno dei prodotti che rappresentano la stessa Sicilia nel mondo, la granita siciliana. Questo è il terzo anno che organizziamo il Festival della Granita Siciliana. Stiamo coinvolgendo sempre più i maestri gelatieri di tutta la Sicilia e non solo, all'insegna di una tradizione, la granita siciliana, che è un prodotto che in Sicilia raggiunge il suo massimo raggiungimento di qualità. Caratteristiche della granita siciliana sono la qualità delle materie prime, lavorata artigianalmente dai nostri maestri per ottenere un prodotto che è apprezzato in tutta Italia e in tutto il mondo. E che, vogliamo dirlo, non ha niente a che fare con quei pezzettini di ghiaccio che qualcuno ogni tanto ci propina e che però non hanno nessuna delle caratteristiche se non lontanamente l'aspetto della vera granita. Assolutamente, è il messaggio che noi portiamo da sempre in giro, cioè far conoscere la vera granita siciliana. Purtroppo l'assonanza granita siciliana con la banale granatina, che è conosciuta, diciamo, per lo più, porta a fare un po' di confusione, mentre invece la granita siciliana è quella prodotta realmente con la materia prima che è la frutta, il caffè, la mandorla, lavorata con appositi macchinari, che fa sì che raggiunge una cremosità pur in assenza di latte che sia simile a quella del gelato, ma che in realtà è soltanto materia prima, acqua e zucchero. Niente a che vedere con la granatina. Troppa acquolina in bocca, vado via, grazie. Eh sì.